12 dicembre 1969 è un pomeriggio racchiuso in un clima di festa, nella Milano che si avvicina al Natale. Un clima che viene improvvisamente annullato da uno degli episodi più tragici che abbiano segnato l'Italia. La scena si svolge a Piazza Fontana, nella Banca Nazionale dell'Agricoltura. Una valigetta con 7 kg di tritolo esplode sotto il tavolo del salone centrale dell'edificio. Il bilancio è gravissimo, 16 morti e 88 feriti. È l'inizio del terrorismo spietato e dei cosiddetti anni di piombo. L'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata. Il 1969 è un anno di trasformazioni, scontri e conflitti e in Italia si verificano altri attentati prima di Piazza Fontana, seppure di minore entità. Addirittura lo stesso giorno vengono piazzate altre 4 bombe, 3 a Roma, che fortunatamente causano solo pochi feriti, e un'altra a Milano, inesplosa. 5 bombe nel giro di un'ora, un messaggio molto forte, con al centro una vicenda, quella di Piazza Fontana, che ancora oggi è oggetto di controversie. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. Le indagini sui colpevoli della strage vertono subito sul fronte anarchico. Tra i sospettati c'è anche Giuseppe Pinelli, che morì in circostanze poco chiare durante un interrogatorio. In molti non hanno mai creduto alla teoria del suicidio che venne ufficialmente data. Segue l'arresto e la carcerazione di un altro anarchico, Pietro Valpreda. Ma anche questa pista si rivela errata. L'intera pista anarchica ha tutte le sembianze di una montatura per depistare la verità. L'Italia che si dispera e l'Italia che si... Nascono così i termini strategia della tensione e strage di Stato. In Italia strategia della tensione ha significato cercare di far crollare la democrazia attraverso una serie di atti terroristici, colpendo degli innocenti e creando così uno stato d'allarme che giustificasse l'insediamento di un regime autoritario. In questo contesto si stabilisce che nella strage di Piazza Fontana operarono organizzazioni di estrema destra, in primis Ordine Nuovo, con la complicità di alcuni apparati dello Stato e dei servizi segreti. 10 processi, l'ultimo nel 2005. Diversi condannati, successivamente assolti. I colpevoli sono rimasti impuniti. Per i familiari delle vittime, oltre il danno, la beffa. Per non dimenticare e ricercare la verità, Piazza Fontana di Carlo Lucarelli e Il segreto della Repubblica di Fabio Gianfranco Bellini. L'Italia che resiste.